Madonna mia, ma senti che applausi, impressionante, oh, ma la fanfara hanno portato. Ma che la fanfara? Senti, che cosa incredibile. Sei sempre esagerato. E saluto la tua di camera. Sei sempre esagerato. Saluto la mia insieme alla tua. Saluto la camera dell'artrosi cervicale. Vedi? Amica! Che dire, questa è il rito e prima poi, di iniziare. Colui che ci allontana da tutti i danni? Lo zio Gianni. Come stai, zio Gianni? Come stai? Sta bene, stanotte mi è venuto in sogno e mi ha detto: ho visto Desiree che è fatta vicarietta, c'ha le rughe. Ma non è vero, no, c'ha ragazzi, i piedi di gallina c'ha i piedi di gallina nelle galline. No, c'hai i piedi di gallina. Ma tu che piedi di gallina? Hai i piedi di gallina. Ho i piedi miei, non ho piedi di gallina. Quelle sono le zampe di gallina. Bene, allora ti informo che oggi faremo una ricetta. Ti informo. No, ti inforno. Ti inforno. No, si dice ti informo. Ti inforno, nel senso che facciamo tutte le ricette al forno. Capito? E facciamo un pollo, io impropriamente lo chiamo pollo di Bresse. Il pollo di Bresse, questa la voglio dire a chi la voglio dire, sì, la dico a te. Allora, il te. pollo di Bresse è un pollo pregiatissimo che ha un costo enorme. Costa circa da 25 a 40 euro chilo, secondo l'allevamento. Sono dei polli pregiati, la carne è buonissima. Ora io voglio fare il metodo di cottura del pollo di Bresse, ma questo non è pollo di Bresse, questo è pollo di questo. Questo è pollo di Quas. Cioè, con quanto costa il pollo di Bresse, di questi ne vengono 5. Verrebbero 5, va però bene, noi ce lo prepariamo, ma noi lo ma che facciamo ce ne frega? normale, però Dobbiamo vogliamo dare un preparare tono alla nostra trasmissione. questo pollo che facciamo... è un pollo al forno, sì, però di una semplicità incredibile. Dai. Accoglierà in sé solo olio, limone, burro e nessun aroma. Pazzesco, quindi questo. per tutti praticamente. Un po' piacere così. Ok, cominciamo a preparare il pollo, il condimento del pollo di Bresse. Dai, allora, ci Prendiamo siamo. la bolla e mettiamo dell'olio, dell'olio, così. Un bel po' di olio così. Bello. Poi mettiamo, mi dai un coltello? Ma ci va lì dentro il pollo? Un lemon. Ah, lo butti poi al contrario. No, poi ti faccio vedere cosa facciamo. Ci deve essere un colino, me lo dai un colino? Per i cosi, perché se ci va il nocciolino poi sai che succede? Che risulta amaro, brava. Abbiamo messo questo limone, così mi dai anche quello, questo te lo regalo. A te, va bene. È caduto, va bene, pazienza. Ecco qua, guarda. E ora andiamo a emulsionare questo nostro prodotto. Mi sento già emozionata, guarda. No, non ti emozionare, emulsionare, non emozionare. Lo so, però io sono sensibile, quando si parla di emulsione... Ecco, stiamo facendo questo lavoretto così. Bene. Bene. Poi prendiamo del sale. Olio, limone e sale, ci sono. Del sale. Ci sono, ragazzi, verrà un pollo di Bernès. Un po' di pepe. Unico. Un po' di pepe. Del pepe. Ah, il pepe, vabbè, ci che ne so, ma devo fare tutto io, il pepe. Cioè. Allora. Brava la mia Desiree, sì. Questo lo mettiamo da parte. Poi. A questo punto cosa facciamo? Prendiamo il pollo. Prendiamo il pollo. Di Bresse. Di Bresse. Di Bresse. Di Bresse. Di Bresse. Tagliamo le alette. A Bresse? Sì, c'è stato a Bresse. Abbiamo lo fai tolto le senza alette, ali, sì, giusto? ma poi ti spiego perché. È un pollo che non vola. Ragazzi, è grave, la situazione è veramente grave. Non spiccherà il pollo. A questo punto guarda cosa facciamo. Tagliamo questo limone che noi abbiamo rigorosamente non lavato. Non è vero, ma è lavato, diciamolo. E lo mettiamo dentro. Ah, lo metti dentro così. E questo lo mettiamo dentro così. Veloce, veloce. Così mi dai del sale? Sì. Andiamo a salare l'interno, sì. Dimmi, basta ancora? Vai, sì. Vai ancora. Metti un po' di qua. Vai, che non se lo prende poi tanto. Ancora? Sì, basta così. Basta, ok. Allora, a questo punto passiamo... A questo punto... a legare il pollo, perché deve rimanere... legato. Con una certa forma. Certo. Capito? Per cui diamo... Ti ricordi come si fa? Uno dice, mettici il dito. No, invece tu fai con questo metodo di 2 intrecci, 3 intrecci, non c'è bisogno. Quei 3 intrecci particolari. Non c'è bisogno di metterci il dito e lui si tiene fermo. Chiudi così
e l'abbiamo chiuso qua. Ottimo. Tagliamo questo, poi prendiamo anche questo lato, lo teniamo chiuso così, i soliti 2-3 giri. Vedi, Quindi così, praticamente e non niente, ha solo il bisogno. limone è messo dentro, Solo il giusto? Limone, Sentiremo sale. veramente il sapore del pollo. E ancora non è finita qua, perché abbiamo preparato questa nostra L'emulsione. mistura. Allora, adesso Prendiamo che si questo e fa? te lo do. Prendiamo questo, lo mettiamo qui. Questo te lo regalo qua. Dammi a me. E guarda cosa facciamo. Andiamo a versare questa emulsione così. Emulsioniamo tutto, lo E massaggiamo. proprio lo Fai massaggiamo. massaggio, fai drenante, fai drenare. Esatto, e lo massaggiamo. Lo versi, lo versi. Faccio io? Sì, adesso basta. E lo massaggiamo, vedi? Qua vado? Sì, vai, vai, vai. E gli diamo questa Che meraviglia, ragazzi. massaggiata così. Meraviglioso. Poi ti dico cosa facciamo. A questo punto, A questo punto, dopo aver massaggiato per bene, per bene, lo lasciamo riposare. Quella buona 2 orette lo 2 lasciamo orette, riposare. così in frigorifero, lo mettiamo così in frigorifero, Sì, giusto? non ho alzato il volume della musica, se no riposa no, male. se no non c'è bisogno. Riposa male, Deve giusto? riposare bene. Io mi lavo le mani e dobbiamo fare un procedimento che è sensazionevole. Fammi E allora, vedere. Allora, ti faccio quindi il vedere. pollo Noi dobbiamo legato, fare pollo legato, massaggiato con questa massaggiato, emulsione è rimasto quella è bella rimasto a riposare 2 orette. mezz'oretta, 2 orette a riposare. Prendiamo la padella, la mettiamo qui, guarda cosa facciamo. Che facciamo? Sale, Sale? In no, padella? sale, Ah, sale la fiamma. sale la fiamma, sale la fiamma, ecco qua. Quando questo è caldo, vuoi Sì? toccare? Vedere se è No, caldo? toccalo tu, guarda. Dai, tocca. È Si è caldo? bruciata, sì. Stupido. Sì. Ora che è caldo, sta caldando, andiamo a mettere il pollo. Là? qua. Senti, deve fare la reazione di Maillard Sì, pure lui. ormai è finita, è tutta la Pazzesco, reazione ragazzi, di anche il pollo al forno. Maillard, guarda lui come si sta arrabbiando. Vedi? Facciamo questo, mi dai una pinza, me la dai una pinza. Ma certo, a te. Ok. Ma non hai visto? No, ma questo poi mi serve. Questo ti serve. Non hai visto queste alette lasciate qui? Sì, ho visto. Ma perché secondo Non te? lo so perché. Non le hai Perché? volute mettere. Perché secondo te? Non lo so. Gli hai tappato le ali. Tarpato le ali, perfetto. Guarda. Ora lo giriamo così. Dobbiamo un po' creare questa reazione Di Maillard, da tutti quella i là. lati. Vedi? Questo è fondamentale perché il pollo chiude tutte le Chiude i poricità. pori, Le chiude i poricità pori. le chiude. Ora guarda, se lo lascio così cade. Lo E come dovresti si un po' fa? tenere, no? No, No? Ah, metti anche le alette lì? Ottimo. Meraviglioso. Sensazionale. e lui si fa di mezzo. E lui si va a maiardare un po' dappertutto. La maiardatura ormai per lei è. La maiardatura è come è dire, pazzesca. ragazzi. Dice un sacco di Che hai detto, Sono scusa? niente, ero contento di averti vicina. È una partner come te lo e so. chiunque vorrebbe averla. Lo so, lo immagino, e tu sei fortunato allora. Lo so, sono fortunato, proprio fortunato. Mica che sono fortunato. Allora, E ora dall'altro lato. quindi bisogna farlo a brustolire, si può dire, a brustolire? Esattamente. Guarda, vedi. Eh, Stiamo rendendo la pelle, la stiamo maiardando. maiardando. Mi piace questo neologismo che hai inventato. Come dico io, maiardando. Ti è piaciuto questo delle lette? Molto bravo, bravo, Ti è piaciuto? bravo. Ora che abbiamo fatto questa lavorazione, cosa facciamo? Che facciamo? Guarda cosa facciamo. Prendiamo una teglia, Sì? ci recuperiamo questo fondo qui Con la una marisa, ormai lo so. Brava. Ecco qua. Ecco.
Prendiamo il pollo, E lo mettiamo qua lo in mettiamo teglia. qui, questa la togliamo. Quella la togliamo. Guanciale Guanciale. all'interno, solo un po' di guanciale. E poi abbiamo detto sapore solo del pollo. Principalmente pollo al limone e poi il Un po' guanciale di che dà quel guanciale tocco perché in più. mi serve un po' di grasso. capito? Ottimo. Mettiamo la stagnola Carta così stagnola. e lo andiamo a mettere in forno. Allora, quindi Così. questa la metti così sopra il pollo Così, e andiamo proprio. in forno. E lo metti in forno. Capito? E così deve cucinare quella Quanto? bella oretta e mezza. Un'oretta e mezza. Che poi, prima dell'ora e mezza, lo andremo a nappare con del burro chiarificato. Bene, allora capito? un'ora e mezza in forno. Il forno bello alto? Come lo mettiamo? No, vabbè, quant'è? Quant'è qua? Un metro e 40? Cioè, Dico 200 gradi, 250, quanto? 200 gradi statico. Ok, Va 200 bene. gradi statico. Ora andiamo a allora, fare che un'altra abbiamo? preparazione. Un'altra preparazione. Coniglio quindi, ripieno. Com'è che si chiamava quel pollo, ricordami? Pollo di Bresse. Semplicissimo, ed è un pollo particolarmente pregiato, dicevi, una voglia. ricetta pregiata. Il Allora, coniglio ripieno. Coniglio ripieno come si Ci fa? siamo fatti disossare dal macellaio un coniglio, Un coniglio, cosa che invece questo l'ho fatto me, ok. ma non siamo andati dal macellaio. E cominciamo con i condimenti di questo Dai, buon coniglio. ci sto. Sale, Sale. no, ha fatto il sale che sale che scende. scende. Cioè, ormai questa Mettiamo- è superata. Mettiamo della salvia. Poi questo no, non c'è bisogno, No, la così a sminuzziamo. pezzi, così. Del rosmarino. Così. Diciamo lo stiamo quasi porchettando. Ah, lo porchetti. Sì, un Quindi coniglio molto quasi sale, porchettato. salvia, rosmarino. Esatto. Finocchietto? Un poco di finocchietto Ah, qua, che così. meraviglia, finocchietto. Ecco qua. E andiamo a E chiuderlo. andiamo a chiudere, bellissimo. Vedi, come vedi è una cucina gustosa, Quindi succulenta ma semplice. Fai tipo un falso magrino? Esatto, Giusto? un falso coniglino. Un falso coniglino? Ecco fatto. E andiamo a legare il falso Questo, coniglio. a legare il falso coniglio. Ti ricordi come si fanno le legature? Sì, senti, andiamo un attimo in pubblicità, diamo i consigli Ora per ci i andiamo. consigli e nel frattempo Signori, tu durante la consigli per i pubblicità lo consigli, leghi. poi no, io lo facciamo vedere. Ah, come glielo si fai lega. vedere, va bene. A tra poco. Andiamo a lardellare il coniglio. Sai, il coniglio è una carne abbastanza stopposa, secca, per cui ha bisogno Di grasso un po'. di un pochino di grasso. po' di Noi lo stiamo grasso. facendo con il bacon, vedi? Ok. Il bacon, che poi non si è saputo sto con che cosa è, capito? Perché dice bacon, ma con che cosa? Perché lo chiami bacon se non mi dici cosa ci metti? Ragazzi, questa è brutta, eh? Ma no, brutta, ci Cioè, rifletti questa una- veramente non saprei che rispondere, regista. Vabbè, non si riflette allora. Taglia questa parte, questa No, battuta. questo invece è fondamentale. È come per esempio, tu hai visto tutti questi prodotti di aloe vera, Ah, che da finta quale? questo me lo sono chiesto anch'io. C'è aloe vera, ma quella Dico, ma finta perché esiste qual è? anche quella finta? Che ne so, qual è? Va bene, allora abbiamo preso E questa andiamo a coscia di legare. coniglio disossata. No, che coscia, questo è tutto il coniglio. Ah, questo è il coniglio tutto Sì, disossato. un certo. coniglio con una coscia così. Hai ragione, la È un coscettina. vitello. Hai ragione, la coscettina è più piccola. Allora, un coniglio intero disossato, lo abbiamo riempito di aromi praticamente, Solo no? aromi, sì. Abbiamo messo del sale, della salvia, del rosmarino, abbiamo messo il finocchietto e adesso l'abbiamo, diciamo, arrotolato E ora lo stiamo legando. nel bacon E facciamo così, guarda, così. e facciamo i nodi, quelli lì. E voilà. Dopodiché, siccome ti ripeto, la carne è delicatissima, ok? Sì, Non lo andiamo a mettere in forno così no, che si brucia subitaneamente, ma lo andiamo ad avvolgere in un po' di carta forno. un po' di carta forno, va bene. Non si strappa, ma ora si strappa! Non si strappa. Facciamo così. Ok, così non scappa, l'abbiamo Così, spiegato. Esatto. E andiamo ad avvolgere come se fosse un involtino giapponese, guarda, così, Già panno, ok. così, questo così,
state vedendo, vero? Ve lo sì. stanno facendo vedere, vero? Così, entra dentro, entra dentro, entra dentro. Lo poniamo Perfetto. così, prendiamo questa e lo andiamo a mettere in forno anche lui. In forno. Così. Quindi era quel prepassaggio che tu dicevi prima della fine Esatto, cottura, giusto? Esatto, prendiamo il pollo. Sì. Guarda. Questo passaggio dopo quanto tempo in forno? Già un'oretta di Dopo forno un'oretta già in ce l'ha, forno si fa questo passaggio. infatti, Allora, guarda. si prende il nostro pollo e che A si questo fa? punto si prende il burro chiarificato, che io l'ho fatto un poco sciogliere in microonde. In microonde, ok. Capito? E gli diamo una nappata Una bella spennellata. con il burro così. E con i suoi liquidi. Senti come sfrigola? Sento, sì. E a questo punto non mettiamo più la carta stagnola. No, lo lasciamo libero, quindi un'oretta con la carta stagnola sopra. Adesso così. E poi quanto sta ancora adesso in forno? Un'altra ora? Cioè, si deve dorare. Si deve completamente. glassare, un'altra Esatto. oretta. Ecco, allora adesso A che ci questo serve? punto, a questo punto Questa è fatta. dobbiamo preparare una salsa d'accompagnamento che Per entrambi i piatti? possiamo usare sia per il pollo e sia per il coniglio. Dai. Desiree, prepariamo la bernese. Ci sono, Va allora. bene? L'hai mangiata mai la salsa bernese? No. Allora ti faccio vedere come si fa. E allora, tagliamo innanzitutto un poco di cipolla, ma proprio, sai, tipo una sfoglina, capito? Di profumo, un profumo. regola, non ci andrebbe la cipolla. Ma tu ce la metti un ci po'? andrebbe lo scalogno. Ma tu sai perché ho preparito la cipolla? Perché non ci abbiamo lo scalogno. Brava, Lo so. brava. Sei veramente... Ormai conosco i trucchi della nostra cucina. Sei perspicace. Però tu lo sai che la gente apprezza questa sincerità. Ah, sì? Che io potrei dire, no, sapete, io non metto lo scalogno. No, perché io sono di un'altra scuola. No, sono dimenticato. Potresti dire. In effetti siamo di... Allora, quindi un po' di cipolla, tagliata Proprio di anche cipolla. abbastanza Sì, finemente, molto devo finemente, dire. Sì. Guarda, occhio, uno e va qua. Il finocchietto così integrale lo mettiamo qua, vedi così, dell'acqua. Dell'acqua. Poi vi darò proprio esattamente le dosi, un po' d'aceto, Un po' d'aceto. così, Succo di limone. il succo di limone lo mettiamo anche qui, lo stemperiamo così, va bene così, del sale, Eccolo. a posto, e lo andiamo a mettere in cottura. In così. cottura. Ottimo. Nel frattempo, Nel frattempo, prendiamo quei 2 tuorli d'uovo, eccoli. me li dai, io prendo una bowl, li mettiamo qui, malissimo. La Marisa, a te, tieni. Grazie, mi dai la frusta pure, Gioia. Aspetta, Sì. Eccola qua. Questa te la regalo. Dai a me. E andiamo a montare così il tuorlo. I 2 dell'uovo. tuorli. Nel frattempo quello mi sta Cuocendo. cuocendo. Vedi? Appena raggiunto l'ebullition, guarda che ha raggiunto l'ebullition, Che si fa? Spegniamo. Che vuoi che faccio? Si spegne? spegniamo e mi dai un colino. Sì. Che devo fare? Ah, io, tu, va bene. Tengo questo, il colino, io? Sì. Aspetta, guardi, tengo anche questa. Vai. E va bene così. Ci siamo? Ci siamo, sì, lascia. Puoi togliere tutto, togli tutto. Tolgo tutto, ecco. Tutto. Tieni, questi levali proprio. E abbiamo fatto questa, vedi, questo liquidimento qua. Questa Bene. maionese, tipo, no? A Una questo specie- punto cosa Sì? facciamo? Tieni questo un attimo. Prendiamo una pentola. Andiamo a me. Brava, sei grande. Ci sono, ragazzi, ci sono. E come vedi qui creiamo una salsa a bagnomaria. A bagnomaria, quindi adesso va, Mettiamo così. diciamo, quasi cotta, così praticamente, bagnomaria. no? A bagnomaria. Però questa bowl non è buona, dobbiamo Ci cambiare vuole la una bowl più grande. Sì. Prendiamo una bowl, Esatto. mettiamo qui, mettiamo il nostro composto e andremo a far assodare questo composto a bagnomaria aggiungendo del Ah, il burro chiarificato, burro che cos'era chiarificato, questo? però a filo. Allora, vi faccio vedere, intanto ci siamo
portati avanti così. Quindi lo aggiungi così, pian piano. Piano piano, tieni, Eccomi. e andiamo di fino così, vedi? E gira, gira, gira. Ma senti, ma dico per curiosità, Eh. nulla di personale, ce l'hanno questa al supermercato? La salsa bernese? No, no, non colgo, veramente non colgo. Ecco qui. Spegniamo questo, Desiree. Hai visto la salsa? Allora, come è diventata? meravigliosa devo dire, eh? Eh? Ottima. Che bellezza, ed è una salsa particolare. Questa salsa, noi qui c'è l'acqua, Sì? così. Ecco qua, Desiree. Questa la togliamo, questa la mettiamo qua. Ottimo. E ora passiamo all'assaggio di ciò che abbiamo fatto. Preparato. Prima facciamo un attimino di pulizia. Dai, ci sono. Via, dai. E allora, Desiree, Allora, pronti per l'assaggio? pronti per l'assaggio? La parte sia più del bella. pollo che- Ti devo svelare un segreto. Dai, dimmi. Tu mi avevi detto che non mangiavi spinaci. Diciamo che non li gradisco particolarmente perché Ma io, mentre tu ti sei distratta nella cucina di servizio, ho messo gli spinaci al coniglio. Dai, ma ti avevo detto senza spinaci, Ma mi io avevi ce detto l'ho a messo. Desiree li vuoi con È gli più spinaci buono, senza è spinaci. più buono. Vabbè, lo assaggerò comunque, Sì, casomai anche non con gli l'assaggi per spinaci. gli spinaci. È vero? Allora, E quindi, allora, uno, questo di qua. Guarda ragazzi, che un po' alla bernese Guarda che è che meraviglioso. Pollo di Brest. Ah, la bernese Scusa che un era? attimo, Ah, quella è scusa la un attimo. salsa, la bernese. Prendiamo il coniglio. Dai, prendi il coniglio. Dai, sì. Ma Ce che l'hai cos'è, con- ragazzi? Ce l'hai con me che hai fatto Non c'è, degli se me l'hai spinaci. fatta apposta, ma non l'avrai Vabbè, vinta, non allora, ti se ce l'hai preoccupare. con me non l'assaggi, va bene? No, l'assaggio ugualmente. Lo Allora, assaggio dai, che pure. facciamo? Un E piatto adesso, per sì. impiattare? Che Sì, ti mi do? devi dare un piatto. Uno di questi rettangolari. Facciamo piatto unico. Ah, puoi fare piatto unico? Piatto unico. Ti posso dare un poco di petto? Ma dammi, no, sì, va bene anche petto, dai. Preferisci petto o la coscia? Va bene petto, dai. Il fianco mi hai dato. La parte più morbida. Però siccome ti voglio bene, Ci metti una coscia? ci metto un pezzettino Un pezzetto di coscia? perché ti voglio bene. Ah, va bene. Io l'assaggerei. ti Coniglio prendo mi perché- fai pure? No, Fai un piatto fai unico? il piatto unico, Dai, fai piatto certo. unico così finiamo con l'assaggio. Vai. Che dici? Ci metto la salsa bernese? Certo, Così? certo. La metto qua o lo Guarda, bagno guarda là? il coniglio, guarda il coniglio. Vabbè, guarda. Fammi mettere un po' di questa, guarda. Vai. Metto qua Vai. e finiamo così, ragazzi. Dimmi se non è un morbido questo petto. Non è un petto così morbido. Eh? Senti, ma Ti devo dire che con tutto ciò. è buonissimo. Ma basta, senza il coniglio. Ma anche molto saporito, nonostante dico, sai, non è che ci siano. Niente, vabbè. Complimenti. Grazie. Ti assaggi il coniglio che ce ne andiamo, che la gente aspetta. Chi aspetta? Noi che assaggi? Coniglio, Come- ragazzi. come- Cioè, coniglio, capito? Ma anche là gli metterei un Mamma poco di. mia, ragazzi. Mi devi perdonare per gli spinaci, sono Guarda, io mortificato. finisco Così? con gli spinaci, te lo faccio proprio apposta. Mamma mia, ragazzi. Alla prossima. Ciao! In forno, pollo alla Bresse, un pollo, un limone tagliato in 4, 50 g di guanciale e burro chiarificato a fine cottura. Per la salsa bernese 3 tuorli d'uovo, scalogno, cuocere in poco aceto e cuocere fino a fine liquido, finocchietto, acqua. Coniglio, ripieno, un coniglio disossato, 300 g di spinaci, 300 g di bacon, salvia, rosmarino, sale e pepe quanto basta,